Buongiorno a tutti, sono qui oggi per fare in questa trasmissione. Mi chiamo Rosa, ho 69 anni, vengo da Napoli, sto a Napoli, però faccio un poco qua e un poco là perché ho i figli a Mantova e a Nord e spero di fare questa vita. Io cercherei un uomo innanzitutto che mi è fedele, onesto, che ha una posizione e che mi vuole bene. E che devo dire? Che mi tratta bene, perché io ne ho passate tante in vita mia e non ne voglio più passare. Me ne sono fatta per questa trasmissione 5 anni fa 2 fidanzate, però uno sì, era onestissimo, mi voleva bene, però non era per me. Poi per dimenticare a quello mi sono fatta fidanzata, ho mandato dai miei figli a spiegarsi come ai tempi antichi, per ora siamo moderni. Però sì, mi voleva bene, tutto, mi trattava come una bambina, mi portava di qua, mi portava di là, però lui, i suoi figli diceva che non volevano. E invece lui ha detto: io non vado d'accordo con i miei figli, me ne vengo da te, usciamo i documenti, ci sposiamo. Poi io sono andata a Manto dei miei figli per una visita, perché noi ci siamo litigate momentaneamente. Così poi sono venuta e ci siamo lasciate perché lui mi ha mancato di rispetto e l'ho buttato fuori. Però lui stava con me il sabato e la domenica e quando poteva venire veniva, però non mi faceva mancare niente, mi portava di qua, mi portava di là. Purtroppo non è andata bene. Ora cerco io l'uomo giusto veramente della mia vita, perché io non voglio scherzare, perché se volevo scherzare scherzavo da ragazza, non d'ora, da 69 anni. Comunque se c'è quello che va per me, desidero l'uomo onesto, fedele, lavoratore oppure pensionato, che ha magari dai 60 62 anni in su, perché io ce ne ho 69, dicono tutti che non lo dimostro. Sta a voi, se c'è qualcuno che mi vuole telefonare, telefona anche a Alberto e avrei il piacere, quello che è giusto per me, che si spiega anche con Alberto, in conoscenza da Alberto. Più di questo, così sono più sicura. Comunque vi saluto, vi ringrazio, ciao a tutti, arrivederci, ciao ciao.